Buongiorno a tutti, eccoci con una nuova puntata di Arte e Cultura E. Questa settimana va in onda eccezionalmente il venerdì 24, vigilia di Natale, e domani è Natale, quindi vi facciamo gli auguri anche. E con me sono affiancata da due ospiti molto speciali, nonché Daniele Grespan e Angelo Lovat. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a Natale, tutti. glielo diciamo dopo. Alla Certo. fine. Certo. Okay. Buon Natale! Evviva, buon Natale! E noi vi lasciamo un attimo di pubblicità e poi torniamo. Consigli per gli acquisti. Eccoci qua ritornati ragazzi con i miei due super ospiti. Buongiorno a tutti. Si vede che siamo in clima natalizio? Sì, vero? No. Da cosa si nota? C'è qualcosa che fa notare questa cosa? Il mio C'è metto. qualcosa? Il mio gnometto. È lui! Il mio È il gnometto. babbo, è il babbo. Ma Babbo, avete è visto che venuto- belli che sono? È arrivato a portare Guardate che tanti carini. regali. Ok. Eccoli qua i miei due regali. Uno meglio dell'altro. Uno spettacolo. Grazie Valentina, Siamo grazie. uno spettacolo. No, sono veramente felice di essere qua con voi, grazie. Altrettanto. Perché questa è la puntata proprio prenatalizia ed è bello avervi qua con me. È un piacere, Voi piacere tutto nostro, Valentina. voi siete molto apprezzati in giro, quindi è già questa per me è un come si dice, è già un'emozione avervi qua. Beh, se lo dici te che siamo apprezzati in giro, noi possiamo anche crederci. Crederci sì, Assolutamente. penso di sì, dai. Beh, voi siete la cover band di un gruppo, che gruppo? Magari si nota? Che gruppo? C'è qualcosa che fa notare? No, non so, non ho idea. Chissà che gruppo siete. Non so, si chiama per caso Toys? Allora lui sono. Ma dai, Sì, siete sì, voi? sì. Siamo Siete i proprio noi, ma Toys? siamo Ah! noi! Jingle bell, jingle Evviva! bell. Dai, fammi uno stacchetto, Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Stop. Ok. Basta, ok. finito. Grazie, Grazie. grazie. Dobbiamo no- sempre tenere il ritmo. Esatto. Anche nel clima natalizio. Esatto, come avete capito noi abbiamo il nostro Freddie Mercury. Sì, sempre naturalmente. Oggi non sono in canotta, ma siamo un po'. Non nella importa, fase sei il Babbo Mercury. Natale. Il Babbo Mercury. Il Babbo Mercury. O Babbo Freddy. Babbo Freddy. Mi spiace, Babbo Freddy. E tu sei l'angelo, perché c'è l'angelo anche. Io sono, Natale. quello che non esiste in teoria nel gruppo. No, tu sei, Ecco. tu sei tutta la mente, tu sei quello che Quello che è dietro, sempre dietro. Infatti, cosa possiamo dire? Da come è nata questa band? Devo parlare proprio con te, vero Angelo? Per cui partiamo seri allora. Esatto. Ok. Ma noi... Mi lasci la parte seria. Allora, vabbè, il gruppo è partito tantissimi anni fa, ancora quando ero a scuola, alle superiori, un inizio così per provare, per vedere un po' le nostre capacità. Dopodiché ho fatto il militare e lì ho conosciuto il soggetto qui a fianco. Il soggetto E lì c'è stata una svolta. lì c'è stata una svolta. Nella sua vita purtroppo. Non so se è stata una fortuna o meno a questo punto qui. Non so, Lo potrebbe scopriremo essere sempre vivendo. Assolutamente. reciproco. E quindi questo nostro incontro ha dato il via poi nel lontano ancora 1990. Mamma mia, Sì. 30 anni. L'altro ieri, ragazzi. l'altro ieri. 30 anni ormai. Beh, che ci conosciamo io e lui Di sì. più forse? No, giusto 90-91 ci 90-91. Io sono nata 30. nell'86. Vabbè, Noi andiamo. Sì, noi andiamo. Scusate. Dove andate? Cosa Sono la vorresti piccola- dire, Sono la Valentina? piccola del gruppo.
Sono la piccola Katy, come Per cantavano cui- i Pooh. Oh, piccola Katy. Stop. Basta. Noi possiamo andare avanti tutta la sera così a sparare belle cose. Belle cose. Divertimento, Ecco. simpatia. No, comunque torniamo all'inizio alla simpatia. del gruppo. Alla storia, volevo Alla dire. storia. Allora ci siamo conosciuti, gli ho detto guarda, provenivamo anche da esperienze musicali diverse, io avevo questo piccolo gruppo e l'ho chiamato perché la cantante che ci supportava aveva fatto altre scelte e quindi ho chiesto ho chiesto a lui se voleva venire a cantare nel nostro gruppo e lui è venuto e da allora è rimasto lì. Pensa? Cioè, non si è più Pensa? mosso. All'inizio è stato molto difficile. È difficile Molto come mai? difficoltoso, però poi ci siamo conosciuti meglio. Ho conosciuto un po' l'ambiente, quello che era l'ambiente musicale e mi sono lasciato trasportare dagli eventi e dopo 30 anni siamo ancora qui. Pensa? Esatto. Pensa che roba. Pensa che bella, questa cosa ti sta proprio bene, Daniele. No, sto pensando che fra 2 giorni fra poco dobbiamo suonare, Ma- per cui questo ci sta. Ci sta. Potrebbe stare come coreografia natalizia. Non è male, Anche secondo perché me. abbiamo una canzone di Natale che dovremmo fare. Sì, ma non svegliamo niente, Angelo, non svegliamo nulla. ok. Non svegliamo Non ci nulla. svelate un'anteprima no. a coloro che vi stanno guardando No, da no, casa. non possiamo. No, non si può. Ma questa passione, potrei andare avanti tutta la questa sera. passione per Freddie, per i Queen, l'avevate sempre avuta nel sangue? Sì, no, il gruppo è nato proprio con... Perché insomma hai trovato Daniele, ma Daniele è veramente, cioè, ma è una- veramente bravo, io devo veramente fare i complimenti, voi siete le band, a parte che come cover band dei Queen credo che voi siate i top, quindi... Questo non lo possiamo dire Noi noi. non lo possiamo dire. Ma lo posso dire io? Non lo possiamo Ma io non dire faccio noi, testo purtroppo. perché sono di parte, quindi... Sì, e diciamo che comunque sì, sono tanti anni che siamo nel... Siete affermati ormai. Abbiamo ormai un Comunque bagaglio. sono stati proprio i Queen la causa della creazione del gruppo, perché io e il mio compagno di classe abbiamo ricevuto in dono una cassetta di un Greatest Hits dei Queen e ci siamo innamorati di questo gruppo e avevamo deciso appunto di riprodurre le loro canzoni perché proprio ci entusiasmavano. Beh, ma le avete proprio nel sangue, si vede la passione, la differenza di quando, ma anche questo secondo me, voi siete proprio artisti, perché artisti, io dico, non sono io che mi definisco artista, comunque un pittore, un cantante, uno scrittore, un ballerino, sono professioni che diventano passioni, o comunque sono passioni che diventano professioni, possono essere dipende entrambe le anche, cose, certo. però credo che per essere veramente artisti bisogna riuscire a trasmettere un'emozione. E quindi E noi ci voi- proviamo, e ci voi siete proviamo bravi in a questo, farlo. quindi- Ci proviamo ogni sera. Siete- Non vogliamo darci non vogliamo salire in un gradino dell'arte così elevato, però noi nel nostro piccolo ci proviamo, insomma. Fate molto bene, è bello che comunque voi rimanete terra a terra comunque con le persone, l'umiltà, terra a terra, poi Non a parte c'è- Daniele che non si c'è- lancia, infatti faremo vedere i lanci di Daniele ogni tanto, Però questo nella prossima puntata, Assolutamente. perché ci vuole una puntata a parte ma per perché i non si fai un salti. lancio dall'altra parte del bancone? Ho paura di rompere qualcosa stasera. Qua le attrezzature Anch'io ogni tanto costano. rompo qualcosa, non so Le attrezzature costano. Le attrezzature costano, voi lo Il sapete regista benissimo. secondo me assolutamente. non è d'accordo, No, eh. non credo. Non è d'accordo il regista. Vedi che mi ha inquadrato perché secondo me No, ma secondo me dopo chi rompe paga. Poi, Però- vabbè, Insomma, qui di soldi ce ne sono tanti, per cui guarda, sono così. Guarda, non c'è problema. Solo chi è speciale li vede perché sono quelli invisibili. E entriamo nell'arte. Ok. Entriamo nell'arte. Nell'arte vivo. Bene. Beh, la vostra è l'arte. Anche la tua, no, soprattutto la tua è arte. Grazie, beh, io ho l'arte pittorica, voi quella canora sonora. Perché tu musicale. sei bravo col violino. È una passione perché tu, oltre a fare, comunque, oltre ad essere nella band, tu sei un insegnante? sì, Sei un insegnante di musica? di violino, Di violino. e di musica alle scuole medie. Ah, Quindi, quindi hai- la musica, diciamo, è a 360 gradi nella mia vita. Te la porti... Sì, me la porto sì. a casa e fuori. Che fortuna che hanno. Eh.
Ma io Anche mi io immagino riesco Daniele che canta sotto la doccia. Infatti io mi chiudo solamente in bagno. Io canto in bagno, è la mia... Beh, la ma mia- anch'io se ti ricordi suonavo in bagno. Assolutamente, noi ci siamo conosciuti in bagno, ti ricordi Angela? Quella volta Non lì? Ma non voglio- possiamo, non ma non voglio possiamo sapere i svelare dettagli. tarini particolari. Beh, guarda, hanno portato bene a questo punto. No, parlavamo, io come sapete ho inaugurato una galleria qua a Conegliano. Certo. E quindi anch'io mi occupo di arte diversa dalla vostra, l'arte pittorica e oltretutto mi piace promuovere anche i pittori, artisti o persone che meritano e quindi nella mia galleria non ci sono solo le mie opere, ci sono le opere di vari artisti che io reputo interessanti e che abbiano un certo carisma, un certo... Assolutamente, per cui noi invitiamo sia ad ascoltare la band dei Toys, a invitare le persone ad venirci a seguire, a trovare, ma nello stesso tempo venire a trovare Grazie. l'arte pittorica dove tu sei Grazie. protagonista. No, veramente, no. Grazie mille. Sarebbe bello abbinare le due cose un giorno, chi lo Ma sa? perché no? Tutto si Pittura, può fare. musica, Tutto con si la può vostra... Potrebbe essere un'idea. un'idea. Tutto chi lo può sa? essere creazione. Un work tutto in può essere- progress, vedremo, come si dice, Visto che usiamo gli schermi a volte, Esatto. potrebbe essere che Perché i no? tuoi Perché no? quadri Potrebbe essere. o delle Sì. composizioni di tuoi amici possono essere proiettate durante il concerto. Questa Guarda, potrebbe io essere un'idea. quando ho aperto la galleria poi ho messo una mia citazione che è io osservo le anime dei miei artisti attraverso le loro opere. Siamo profondi, importante, siamo questo. profondi, Noi quando non c'è abbiamo- profondità io cerco di, non so se prendermi un minuto di silenzio. Ok, È girati, difficile, però non è dare le difficile. spalle al pubblico. Però è difficile. tutto lì. Facciamo un minuto di silenzio. No, pensavo stessi cadendo, mi raccomando. No, Riconosci- ho qua con voi, ho i miei due pilastri, come faccio a cadere? Ma ragazzi, voi come avete vissuto il periodo della pandemia? Che siamo già ancora, però siete Beh, riusciti? io mi sono riposato. Hai fatto bene. Io mi sono riposato e non ho fatto niente di creativo, Zero. assolutamente. Mi sono lasciato Andare. trasportare, mi sono lasciato trasportare dagli eventi come tanti, però non l'ho vissuta così in maniera drammatica. Purtroppo sì, quello che ne ha No. conseguito è stato ovviamente l'aspetto musicale, Lavoro, Tutto in quanto. il genere. lavoro in generale, però insomma... No, doveva essere, infatti io parlavo così tante volte. Alcune persone l'hanno vissuta male, ma altri è stata veramente, ma anch'io su alcuni aspetti è stato quasi un ritrovarsi un po' in se stessi. Sì, Quindi non semplice per alcuni, un momento magari di riflessione per altri, altre persone invece sono riuscite a continuare a fare la loro passione, altri hanno scoperto una nuova passione, perché Certo. Certo, quel sì, periodo sì, in cui sì, magari sono rimasti in lockdown hanno scoperto qualcosa che neanche magari non sapevano, perché con la frenesia della vita, il lavoro e quindi trovarsi in una situazione in cui eri obbligato a fermarti, sono cambiate tante cose magari anche dentro Sì, le poi persone, comunque no? noi ci siamo sempre tenuti in contatto, ovviamente Ma in qualche Le maniera. famose zoomate. Siamo le zoomate. Avete fatto le cantate di gruppo? No. Abbiamo fatto Le cantate. cantate di gruppo? Tutti in bagno naturalmente, tutti esclusivamente, ognuno nel suo bagno. Esatto, Ah, beh, esatto. non Con c'erano la i bagni telecamera. matrimoniali? Non hanno fatto i bagni matrimoniali? No, Quando non ce magari l'abbiamo devono, perché preferiamo devono fare i l'intimità. duetti magari. L'intimità nel bagno è l'unico momento di intimità che abbiamo. Vabbè, ma Però l'abbiamo interessante. condiviso solamente nel periodo della pandemia. Beh, interessante. Sì, è Molto stato bene. bene. No, è stato bene, è stato bene. Qual è la canzone dei Queen che vi piace di più? O che vi sentite più vostra? Tipo, Sono tantissime le canzoni che ci piacciono dei Queen. Forse la più emblematica è Bohemian Rhapsody, almeno per me, perché coniuga più generi, a dire la verità. Il classico, da cui provengo, perché la mia istruzione la formazione è classica, con la passione per la musica rock, per la musica pop. Quindi Bohemian Rhapsody è stato uno delle canzoni che per me, diciamo che è stata la più importante
che mi ha fatto decidere di continuare a suonare, che mi ha fatto scoprire un mondo che non conoscevo. Questa è una canzone molto Quindi- importante, infatti io devo farvi i complimenti perché sono venuta ad ascoltarvi all'Odissea con il coro che avete messo, era spettacolare. Sì, è La stata- resa è stata è una bella esperienza una anche bellissima. quella. Oh, sì, bravi veramente. Si vede che siete sempre alla ricerca di fare qualcosa di nuovo, ma comunque date sempre Capisci che dopo l'emozione. capisci che dopo tanti anni che imparerai qualcosa da quello che fai, no? Sì, più che altro che si propone lo spettacolo di Queen, abbiamo anche la voglia, l'esigenza anche di provare qualcosa di diverso e di regalare anche alle persone che ci seguono, soprattutto alle persone che ci seguono costantemente, qualcosa di diverso. È la cosa più Sì, importante. ma poi non è fine solo per, per il pubblico, è un'esigenza proprio interna che ci piace fare questo tipo di musica e magari coinvolgere altre persone, perché prima del coro avevamo coinvolto la soprano Luigina Ungaro sì. per Che Daniele fa la bellissima esibizione di Barcellona. Esatto, poi anche il sax, in altre occasioni avevamo coinvolto anche degli archi, quindi siamo sempre un po' in evoluzione per cercare di divertirci prima di noi. Infatti il nome Toys nasce anche da sì. quello, perché Giocattoli. ci piace giocare con la musica. Giocattoli. Ci piace Sì, perché tanti si giocare. dicono, ma come mai questo nome, come mai, sì, come mai? infatti. Fondamentalmente doveva essere un nome che poteva associarsi a Queen, no. No. E non era nato per quello. No. Però si abbina un po' alla Sì, nostra perché filosofia musicale, insomma, dai. Toys non ha nessun riferimento con i Queen, No, quindi è proprio tutta un'altra... No, è infatti un modo tutti- giocoso, ricercare bello, Diciamo che bello. tutti i gruppi cover band Queen hanno un nome di Sì. riferimento o alle canzoni o al vissuto di Freddie Certo. o alla figura di Freddie Mercury. Noi, essendo nati sì con l'intento di fare la musica dei Queen, ma non solo, perché il tributo è arrivato dopo un po' di anni. Proprio 20 anni fa, circa, quando ci siamo esibiti al Toniolo, qui a Conegliano, con una piccola ensemble vocale che avevamo già predisposto all'epoca per fare un tributo ai Queen. E niente, a noi piacevano diversi generi musicali, non solo il rock, non solo il pop, spaziavamo su tutti i generi, i Queen in primo modo, ma anche altri gruppi musicali, altri generi. Certo. E quindi questa nostra, diciamo, questo divertimento nel passare da un genere all'altro ci ha portati anche a scegliere un nome che era Toys, Giusto, appunto, giusto. un nome conciso, ma che voleva, almeno nel nostro intento, rendere il Sì, disco. soprattutto all'inizio. Così- Un po' giocattolone. Giocattolini. Ma va bene, no? Bisogna prendere un po' anche così la vita. Sì. Perché se no... Più di che noi. se no... Più di noi. Se la È prende così. importante, Però, Poi sì, lo diciamo che spirito che Angelo, avete. diciamo Insomma, che sei Angelo ha dato- vecchietto, ma hai un bello spirito. Sono vecchietto, sì, perché No, noi dai, stavo ormai scherzando. L'hai già sottolineato già prima, però vabbè, noi lo accettiamo. Visto che è Natale siamo Tutti più buoni. Siamo tutti più uomini, io in particolare nei tuoi confronti. Grazie, lo so. E chiedo... Ma chiedo tutte pietà. le tue interviste Sì. sono tutte così? No, dipende. Sono venute interviste serie anche? C'ho anche interviste Ok, serie. ok, Che so. ok, ok. È che Per oggi... cui dobbiamo Noi È che oggi rientrare, ho due ospiti... dobbiamo rientrare nella fase No, composta. diciamo interviste serie, io le interviste sono sempre spontanee, poi ho dei personaggi che sono più seri, dei personaggi più allegri, in base a ciò. Perché stai andando più in alto? Perché? Perché? Poi tagli se dico che mi fa male. Testina. Ok. Ma quanto simpatici sono, ma solo anche per la simpatia. Chi non li avesse mai ascoltati, solo per la simpatia deve cominciare ad ascoltarli. Ve lo dico io. È vero, è vero. No, Sì, beh. almeno su quello. Beh, almeno Cerchiamo almeno di vi salvate cerchiamo almeno di sulla, darsi- sì. sulla simpatia, no? Ecco, almeno. Ma- Dopo ogni tanto facciamo anche piangere, ma insomma. Dall'emozione, dai. Sì, Parliamo dall'emozione, là. sì. No? Certo. Assolutamente, sì. Cosa sperate nel 2022? Allora, nel 2022
Io non faccio mai progetti fondamentalmente. Carpe diem? Sì, io vado a seconda Della giornata, vivo abbastanza la giornata, non faccio programmi, quello che viene è tutto, deve essere tutto positivo. L'importante no sul tampone oggigiorno, il tampone è meglio che sia Ragazzi, negativo. le battute Ha si fatto sprecano. la battuta. Io sono giocatolina. Lei è giocatolina, adesso lo sappiamo Ok, un po' va tutti. bene. E gli regaliamo una maglietta a questo punto Sì. qui, con Sì. personalizzata. Sì, dai, Sì, che sì. carini. Sì, ci sta, ci sta, ci sta. Che bello. E da Babbo Natale, Anzi, ne approfitto per Bravo. rientrare in clima. bravo, entra in clima. Vabbè. Parlando di clima, qualche settimana fa abbiamo avuto, anzi, la prima puntata d'apertura con il nostro sindaco Fabio Chies, che Grande, un salutiamo. applauso a Fabio. Ecco, lui mi ha fatto la puntata d'apertura assieme al colonnello Mario Giuliacci, parlando del Addirittura, meteo. vedi? Infatti, Vedi, Mario vedi. Giuliacci ci segue sempre e anche adesso ci sta seguendo, quindi noi lo salutiamo. Che lui... Un saluto a Mario. Sì, parlando del meteo, del Dacci tempo. buon tempo, Mario. Dacci buon Esatto. tempo. Ah, ma guarda, così siete belli, dovete fare, no, dovete proprio fare il concerto così. Guarda, adesso vedo se rientra nel look. Se mi sta Sì, con una perché giacca devi glitterata. contattare lo stylist. Sì. se- No, se mi sta con le mie giacche glitterate. Allora, Che carino. Poi c'hai, Occhio al c'hai la mascotte. Che abbiamo la carino. mascotte, Vedo noi che la facciamo bella. sempre vedere perché comunque è importantissima. Esatto, anche lui. Dà il supporto, dà il suo Esatto. supporto. Queen, Regina, poteva sembrare una guardia svizzera la prossima volta. Ta 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 ta. Esatto. Tararai, rarara. Ok. Basta. Potrei invitare Potremmo la regina andare- Elisabetta, ma non so se riesco a contattarla. Ma ci segue. Salutiamo la regina saluto alla Elisabetta. La regina. God save the Queen. God save the Queen. Sì. Ma è già passato un quarto d'ora? Ma va? No, non Così ci credo. tanto? No, non può essere. Dai non ragazzi, può essere. No, ma mi fate una canzoncina vostra? Così, una che volete voi. Una volta che era una brutta veccia Che raga aveva due denti soli, la palpa uno e il che scorlava, la palpa st'altro il che resta in man. Mamma mia, favolosi. Era dei Queen questa qui, No, sì, era è- sull'ultimo album per cui Sì, è non, stata Sì, tradotta quello di Brian poi. May. non tutti sono. Non l'hai fatte tutte, queste qua non l'ho mica mai sentita. Ma non saranno devo ascoltarle, sarà anche quelli in programma. Ah, ok, col coro. Sempre Però col coro con il gospel, coro. naturalmente, che Sempre coro col coro gospel, gospel. certo. Assolutamente. I Seventh Not Gospel Lab. Esatto. Vogliamo dirlo perché comunque hanno dato un supporto importantissimo. a parte Molto questi molto scherzi. bravi, devo State dire. veramente bravissimi. Un saluto a Manuel Ziroldo, il loro dio. Salutiamo Manuel. Saluti, bravi. No. Beh, comunque avete fatto veramente uno spettacolo grande. Infatti manderemo un po' di quello spettacolo che avete fatto così da casa. Perché no? Perché no? Bisogna, così la gente vede cosa avete fatto. E speriamo Giusto? anche di ripetere. riproporlo, Esatto. insomma. Beh, ma forse là l'Odissea era lo spazio, tutto non so, il palco che ve lo permetteva. Ma no, farlo. si può ricreare, sì. si può ricreare, non è Che un problema. comunque avete ragazzi dietro, sì, avete fatto una bella Sì, preparazione. certo, certo. Dopo abbiamo uno staff tecnico che ci segue ormai da un po' di anni, che conosce le nostre Certo. esigenze, quindi possiamo ripeterlo in piazze, in qualsiasi posto. L'importante è intanto che la pandemia finisca, Quello primo. Sì, poi per quel che riguarda le location sicuramente si possono trovare, Sì. ci sono e ci trovare. sono assolutamente. sì, Castello sì, di sì. Conegliano, per esempio. Perché no? Anche qui a Qua? Conegliano sarebbe fantastico. Peccato che l'ultimo dell'anno ci sono vabbè. ci sono state alcune restrizioni perché anche il quest'anno nostro, mi sa anche quest'anno. che, sarà un po' difficile No, ma si affrontare. parlava magari, non so, sì. per quest'estate potrebbe essere. Sì, si spera che comunque con l'anno nuovo piano piano le cose Ma sì, vadano siamo meglio. fiduciosi, Assolutamente. Vogliamo essere fiduciosi per... Beh, ma siete già venuti qua e siete stati molto apprezzati e vi vogliono ancora qua a Conegliano, quindi
Io sono adottivo, dicono. Potrei Potrei essere adottato. Con tutti i chilometri che si è fatto dalla destra Sì, Piave dalla destra fino a Piave. casa mia, cioè, Sì, sì, sì. per le prove di domenica mattina. Sì, 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 sì. Bellissime esperienze che comunque poi ho rimosso adesso nel No! tempo. No, nel senso, no, Miele! nel senso buono della cosa, perché comunque mi compromettevano mi compromettevano veramente La uno domenica. sbalzo sulla mia salute. Ah, ok. Fisica più che altro, ma mentale no, perché più di così. Beh, più male Però mai. fisicamente mi provava. Perché dovevo alzarmi al mattino presto Sai, a me perché, dicono- perché dicono- loro avevano la brutta abitudine di fare le prove la domenica mattina, quando un ragazzo la domenica mattina magari ha l'opportunità di dormire. Per cui qui ci dicono dalla regia che comunque il tempo Stringe, è tiranno, stringe, è tiranno. stringe. Allora noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salutarci? Niente, Salutiamo il pubblico. e noi salutiamo il pubblico che ci ha seguito e con Pom pom. questo tiro di Ping. Fine. palla Ping. auguriamo a Ping. tutti Ping. quanti un sereno Ping. e felice Natale. Ciao! Ciao a Ciao. tutti. Astro del cielo, pargo divi, mite agnelli